Ciao. Allora, ciao amici del canale, siamo qui in un hotel abbandonato, non diremo esattamente dove perché Non si può. non si può, esatto. Questo hotel si chiama Hotel dei è un nome dato così perché due persone abbastanza giovani si sono qua dentro. E siamo qui per vedere il posto e investigare su questo argomento e vedere se C'è è rimasto, qualcuno. se c'è qualcuno, esatto, Elena, e se c'è qualche energia o presenza. Buona Ciao, visione. buona visione. Allora io, siccome dobbiamo dire tutte le sensazioni, tutte le cose, c'è aria pesante, Tanto pesante. tanto pesante. Già comincio a vedere le prime scritte 666, sataniste. Svastiche, Sì, roba che non ho. pensavo fosse più vuoto questo posto, comunque ci sono ancora i registri dell'epoca. Cerchiamo di stare vicino. Sì, sì, quello indubbiamente. Quanti piani ha sto hotel? 9. Cos'è? Qua siamo stati. Quello è una specie di caminetto. Allora, siamo qua ancora nel piano terra, dobbiamo ancora percorrere tutti i piani. In teoria le persone che l'hanno fatta finita, per così dire, erano o al settimo o all'ottavo o all'ultimo piano che è il nono. Però già qua si sente un'aria pesante. E devo dire che alla parte esterna dove si sono alzati. Sì, perché si sono lanciati nel vuoto. Sopra là c'è tipo un soppalco esterno. Sì, quello lo so. Non so se esattamente si siano lanciati là o comunque direttamente nel terreno, ecco. Però sì. Qua, mamma mia, Queste penso erano camere private. guarda qua. Questa sicuramente era la cucina. Guarda, c'è ancora una televisione dell'epoca. Ci sono i Ma menù. c'è qualcosa dentro qua, pensavo fosse vuoto. Sì, anch'io pensavo fosse vuoto. Ci sono i menù qua. No. No. Il posto, cestino zuccheri. Hai sentito qualcosa, vero? Sì. È perché l'ho sentito anch'io. E nel momento in cui mi sono girato verso di te, tu ti eri girata verso di me.
Guarda qua. No, io pensavo fosse molto più vuoto. Vicine, bravi da cuoco. Sì. Queste probabilmente si erano divise di chi lavorava qui dentro. Questo è il menù. Rum, whisky. C'è ancora diversa roba di quando ero in attività a questo posto. Qua probabilmente erano i bagni, vedendo le piastrelle, o comunque dove si cambiava. Madonna, sta roba c'è proprio buttata là. Tipo il vento. No, non sono stato io. Come? Tipo il vento. No, non sono stato io. Come? Tipo il vento. No, non sono stato io. Come? Tipo il vento. No, non sono stato io. Come respiri? No, ancora? Non sono stato io. E io l'ho risentito. Ah, non cappello da stella. Mamma mia, che marcio. Sti titoli. Beh, siamo anche a marzo, quindi l'estate. Vuoi darmi la borsa? E tu che me lo... Ah, so vecchio. Il banco ma questo? Sì, sì. 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 Che pesante, amore. No, è rotolo comunque della carta. Non sono battuti. Cos'è nero? Il prossimo passare prima dalla nuova Sì. sala. Qua non siamo andati. C'è qualcuno qui dentro? Guarda qua. Madonna. Guarda qua. Cazzo. Madonna. Rivo.
Sì, scusa, io so solo al mestiere. No? C'è una casa forte e hanno provato a scassinare. Hanno provato e non ci sono riusciti. No. No. Solitamente quando scassina, soprattutto i lucchetti auto, camion, si mette dentro cose da non fare ovviamente. Cacciavite si dà un colpo in basso. Qua hanno fatto la stessa cosa, perché si vede che è stato tirato verso il basso, ma avendo una serratura completamente diversa. Hanno cercato anche di portarla via, vedi che hanno battuto il muro. Sì, però guardando dentro è completamente vuota. Non lo so. Ah, ok, comunque hanno provato. Hanno provato a vedere se c'era qualcosa, visto che non c'era niente. C'è qualcuno qui con noi? Abbiamo due strumenti in mano, che si possono illuminare se ci interagite. Questi strumenti con la luce verde. Sarà serra. Elena? Sì. Elena? Sì. Elena? Sì. Elena? Sì. Puoi venire qua un attimo? Senti caldo intorno alla mia mano. Dall'altra, dove ho le dita? Qua. No. No? Io sì. Sì? Ho sentito. Sì, un po' sì, ma non è K2. No. Di cosa stavamo... C'eri tu quando stavo dicendo che ogni Sì. volta che... Allora, ogni volta che c'è qualcosa, io ho cominciato a sentire caldo. Anche alla casa delle api, che eravamo Ok. vicino al letto, che veniva su calore. Sì. Sì, mi ricordo. Ed è 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 capitato anche a Roncaiete, alla cartiera. Giusto Sembra che intorno, sia- intorno alla torre. Sì, sì. E dov'è che ho fatto la foto? Lì. È vero. Sembra che sia una visaglia che appartiene a me. Può essere. Andiamo di là, perché non c'è niente. Fammi vedere, posso. Ho io spostato quello. Comunque voi sensazioni come siete? Io sono un po' agitata. Anch'io. Allora, io Però non prima... ho brutte sensazioni. Io prima sì, appena entrati. Adesso sono abbastanza tranquillo, nonostante comunque ci sia un senso di pesantezza che comunque continua a permanere. Senti che vocaboli che ti tiro fuori. Potremmo cominciare a salire i piani. Sì. Guarda qua. Comunque a livello architettonico è molto dispersivo, almeno il piano terra. Sì. Sicuramente gli altri piani saranno più schematici, ma qua. Sì, perché comunque là ti trovi le stanze. Ascensore, penso quello di servizi. E comunque penso non funzioni. Ho un montacasa. No, ascensorino ho visto. Penso. Allora, o saliamo o scendiamo. Ma sgamati. Guarda che bello. Sotto c'è un altro piano, ma c'è un cavo. Non finisce là, c'è una stanza qui. Bene, Ragazzi, cominciamo. a salire. Le scale mi sembrano più o meno prese bene. Senti che aria gelata che viene da qua. È permesso? È caldo.
Io adesso il caldo non lo sto sentendo. Non ti agitare. È un colombo. Allora, no, lasciamo stare qua. Perché queste finestre aperte, questa è comunque una stanza, in teoria, dove facciamo un buffet. Sì, sì. Caffè. Moccona. Non una mochetta. Lei era grande. Sì. Se no io era mochetta. Oddio. È la mia. Comunque, bellissime le scale con tutti questi motivi. No, non molto. È un colombo. Tanta cacca. No, sì, sono già qua davanti. Sono già qua. Sono cacchiati con la vita, sti colombi. Mamma mia. Forse sono stato io. No, no, ho sentito la voce adesso. C'è... 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 C'è qualcuno qui? Era un colombo questo. Adesso non stare sulla porta. perché- C'è qualcuno qui dentro che vuole comunicare con noi? Io ho due strumenti in mano che si possono illuminare se vi interagite. Questi strumenti con la luce verde. Sappiamo che ci sono stati dei ragazzi che si sono Esatto. Se siete ancora qua e volete comunicare con noi, siamo qui apposta. Avete pestato qualcosa? Beh, tappeto. Oh, questi sono colombi? Sì. Comunque molto schematico, stanze tutte attaccate. Sì. Tutte attaccate. Sì. Tutte attaccate. Sì. Tutte attaccate. Sì, come ogni hotel che si rispetti, di solito sono tutti fatti così. Qua sicuramente, essendo al primo piano, c'erano le stanze di quei che pagava manco. Sì, non so se avevano stanze particolari. Beh, di solito quelli che pagavano di più le stanze erano più in alto. Bello fare una sola merda di cucina. Bisognerebbe respirare una mascherina. Che senso attenda là? No, non entro qua. Ho sentito rumore di là però.
Hai sentito? Un rumore di là. Guarda che può essere anche il piccione sotto. Ma C'è qualcuno qui? Sì, due piccioni. Ok, a parte i 2 piccioni, c'è qualcuno qui? Sappiamo che questo hotel è stato teatro di 2 Se volete io ho 2 mascherine da dare. no, ma basta anche Aspetta, questo era il secondo piano. Il primo piano l'abbiamo già fatto. il piano l'abbiamo fatto. Questo è il quarto piano. Vedi che qua già cambia l'arredamento. Ma è anche più grande la stanza. Sì. Vicino a scarpe. Mamma, guarda sta stanza. Era quasi una reggia. Comunque erano piccoline. Sì. 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 Dice sì. Non è una battuta, però sembra vera scapina. Ogni stanza ha il suo cuore. Andiamoci. C'è qualcuno qui che vuole dare testimonianza della sua presenza, qualche energia? A parte la Elena. Materassi. Pensa a te qua quante persone ci sono passate quando eri Ale. mattina. Non devi scavare qua. Sì, sono quelli sempre. Nostra parte. Come tutte le finestre sono aperte? Come quella roba no? Ah, non so, ho sentito qualcosa, non so Ho se... sentito. Ricordatevi che ci sono i colombi. io... Ma qua ci siamo già stati? Prima. Qua dentro? No. No, mi ha spostato il mistero. Cosa hai sentito? Molto bene anche. C'è qualcuno qui dentro? Se c'è qualcuno si può fare sentire tramite un rumore Piccione. oppure avvicinandosi ai nostri strumenti. Se interagite con questi strumenti in mano con la luce verde potrete farli illuminare, uno addirittura suonare. Questo non era un piccione. Io ho sentito un urlo. Sì? Io ho sentito. Ah! Come uno che si butta? E di qua sulla finestra.
Ma hai visto il motivo a base con il fiore? Ho sentito un fischio. Io no. Seriamo? Aspetta. Lascia stare. Vado io per primo. C'è scritto il piano? Fischio. Oh, io ho sentito shh. Mi sembrerò ripetitivo, ma ti rispondo bene. L'ho detto io. E poi ho sentito shh. 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 Mamma, che odore. Lasciamo. Eh? Sei tu che respiri forte adesso. Sì. C'è qualcuno qui? Oh, io continuo a sentire sto cacchio di fischio. Se c'è qualcuno qui, qualche energia rimasta bloccata in questo luogo, Hai preso peggio sto posto dei piccioni però, più vai su. Se posso essere sincero, a me a livello di sensazioni peggio era giù. Sì, Per me sì, a me. ma forse perché probabilmente brutto da dire, ma si è schiantato là. Può essere, ma magari essendo che qua è tanto schematico come cosa, sei tra virgolette più sicuro. Sei più sicuro, sai già dove andare, invece giù era dispersivo al massimo. Può darsi anche quello. Notte. Se c'è qualcuno qui, si può far percepire in qualche modo, tramite qualche rumore o avvicinandosi ai nostri strumenti che abbiamo in mano, per favore? Mi piace un po' pesantina, se devo essere sincero.
Piano 7. Non ho più odore qua. No. Io questo qua non entro là dentro. Bene. Per essere pesante un po' per me è stato una dentro. Più che altro per l'odore, Ma più subito era più fresca dentro. Perché principalmente vive verso il sud. guarda qua. No. È sempre peso. Questo dovrebbe essere l'ottavo piano. Diciamo. Era il settimo quello giù. Ottavo? Allora scritto. Fammi sto due Sì. Sì. Easy Ranger. Penso che sia sta fabbrica. Sì. Io tornerei quasi quasi al primo hotel. Sì. Si dormo. Colombia. No, non mi so che non grosso. Perché è passato sotto i risi. Però sei entrata della fabbrica. Adesso posso fare la luce. Non si respira. Quasi no. Siete Michele? Sì. Questo era per il finale. Ci sarà l'ambito principale. Un po' di aria pulita. Comunque ragazzi il guano purtroppo crea sto gas che è tanto pesante. Tanto eccessivo. Quindi bisognerebbe andare con i mascherini e Sì, infatti. con i filtri. Sono i piccini. Io non ho letto i documenti, ma sono queste cose. Sì. Allora facciamo andare a sinistra da qua. C'è una porta. Quelli che vengono adesso. Bagni. Donna. Scusami. Ah, qua siamo dove che eri prima. Qui tu dare una letta ai documenti. Che era qualche praticamente documento di entrata nell'hotel, quindi di prenotazione della camera, con indirizzi di IBAN e cose varie. Quindi per evitare di inquadrare la
Se c'è qualcuno può farsi percepire tramite un rumore o facendo illuminare gli strumenti che ho in mano. Torno a ripetere che sappiamo che qua hanno perso la vita 2 persone molto giovani che si sono buttate dall'ultimo piano. Se c'è ancora la presenza di queste persone o le energie, se volete comunicare con noi siamo qui, abbiamo degli strumenti per sentire le vostre voci e per percepire le vostre energie. Questi colpi qua vengono da fuori. Sì, probabilmente reggere sulle fabbriche di fianco. Ci sono anche i 2 fantasmi là. Se c'è qualcuno che si può avvicinare a questi strumenti e farli illuminare per darci testimonianza della propria presenza, non siamo qui per farvi del male, per recarvi danno, siamo qui in amicizia per sapere la vostra storia, perché avete fatto quello che avete fatto. Può anche essere che questo luogo già di suo fosse carico di energia negativa. Mi viene in mente i posti che vengono costruiti sopra cimiteri, sopra luoghi di culto, sopra luoghi in cui non ci dovrebbe essere edificato nulla, perché per quante motivazioni abbia una persona, 2 persone nello stesso posto O semplicemente era il posto più alto e venivano poi esecutati. può essere. Era una coppia, No, 2 persone in momenti diversi. tutte e 2 stesso piano. No. Non avete voglia di comunicare con noi? Io stavo parlando. Oh, vedo. Non ci sono piccioni su questa stanza? No. No, Se c'è qualcuno qui vicino a noi, per favore avvicinatevi a questo tavolo in cui abbiamo questi strumenti con la lucetta verde. Se ci interagite potete darci una risposta o farci capire che siete qui. Mamma mia, che figata. Lo specchio. Facciamo luce. Se c'è qualcuno qui con noi, può avvicinarsi a questi strumenti. Se ci interagisce può farli illuminare. Se c'è qualcuno delle persone che sono decedute, in qualche modo bloccate in questo luogo e vuole dare testimonianza della propria presenza, lo può fare attraverso questi strumenti, facendo un rumore o facendo illuminare questi strumenti. Rumore.
No, mi sa che sono stato questo capolinea. No, no. Era in fondo, era distante. C'è qualcuno che ha fatto un rumore? Puoi fare un altro rumore, per favore? Puoi prendere energia anche dagli strumenti che abbiamo in mano. C'è proprio nessuno che vuole farsi sentire, dare testimonianza della sua presenza. Come state le vostre sensazioni? Mm? Come siete le vostre sensazioni? Un po' qua. Tu? Io quando siamo scesi ho venuto mal di testa, adesso non ce l'ho più. No, ma di testa può essere anche normale. Però Sì. Ma io non ho brutte sensazioni. io sono più agitato qua che di sopra, sinceramente. Ma per una questione di... Non so, abitazione. Però mi sento che non siamo da soli. Mm. A me viene da guardare là. Ma non là a destra, là. Ma sempre. Forse la... C'è qualcuno qui con noi? Io continuo a sentire un qualcosa qua alla fronte, tipo... Stai attento al zaino che è tanto aperto e non vorrei ti cadesse la tavola. A proposito, ti va? A me sì. Mi sento come se non avessi equilibrio. Io mi sento tutto qua. Come vi avevo preannunciato, abbiamo un nuovo strumento che utilizzeremo con cura e nel massimo rispetto. Di sicuro sta roba non la uso a casa perché non voglio portarmi roba qua. È casa mia, vabbè, questo è un discorso a parte. Questo è uno strumento antico, secondo il mio punto di vista è il ghost box di una volta. Adesso usi la radiolina per trovare le voci, una volta facevano in una maniera diversa perché non avevano la radio. E vediamo se avrà qualche riscontro. Vecchio stile. Vecchio stile. Di solito, no, a volte tornare alle origini è meglio. Un po' rischioso, però è meglio.